La vostra associazione si occupa di incontrare, di scoprire le persone al tempo del regime militare, bambini strappate alle famiglie, date in adozione ai militari. È così. È così, si stima che, o meglio, i casi registrati sono circa 500 e sono registrati in una banca nazionale dei dati genetici, in cui tutti i familiari più vicini hanno dato una prova del proprio sangue e quindi del proprio DNA per poter stabilire con certezza la loro vera identità biologica. In realtà esiste una forbice importante fra i casi registrati e i casi reali di cui si possono solo fare delle supposizioni. In molti casi non è stata denunciata la scomparsa, oppure i familiari stessi non sapevano che i propri figli aspettavano un bambino. La ricerca prosegue anni, decenni dopo e anche oltre i confini nazionali argentini. Per questo siamo attivi qui in Italia. Ultimamente, per una serie di casi ormai alle cronache, quindi di attualità, di stretta attualità, la ricerca si estende anche ai casi non strettamente legati alla dittatura, ma perché si è scoperto infatti che ci sono molti altri casi, prima e durante, ma anche dopo la dittatura militare, c'è stato un traffico, una compravendita di bambini che insomma riguarda diversi casi. Casi registrati sono 90 che riguardano un ospedale in pieno centro di Buenos Aires, ma si stima che siano molti di più. Queste persone ormai adulte come vivono la scoperta della loro origine? Insomma, è un caso complicato. Se pensiamo che qualche anno fa la ricerca riguardava degli adolescenti, si può ben comprendere quale fosse la complicazione di portare avanti questa operazione per ristabilire l'identità biologica. Oggi queste persone hanno intorno ai 45-50 anni e chiaramente è sempre molto difficile, ma sostanzialmente possiamo dire che sono le persone stesse a cercarsi. Era uno dei dilemmi dell'associazione delle Abuelas de Plaza de Mayo: come faremo a cercarli fra qualche anno? La risposta è stata: saranno loro a cercare se stessi, proprio perché coltivano dei dubbi circa la propria identità biologica. Lei stesso è un esule politico, è così? Sì, sono arrivato all'età di 2 anni nel 1977, siamo dovuti scappare a causa della dittatura dopo che avevano preso diversi miei familiari, diversi fra i miei zii, quindi fratelli e sorelle dei miei genitori. I prossimi saremmo stati noi.